Ho fatto un incontro con una delegazione di Fratelli d'Italia con il Questore, dopo ci sposteremo al Comando Provinciale dei Carabinieri per sostenere le forze dell'ordine, per dare vicinanza da parte di tutti gli uomini e le donne di Fratelli d'Italia. Siamo venuti con i rappresentanti delle istituzioni di Fratelli d'Italia sul territorio e con alcuni esponenti politici per, come dicevo prima, appunto far capire quanto per noi il lavoro delle forze dell'ordine è un lavoro determinato, fondamentale, essenziale, e quanto siamo vicini a loro e a tutto quello che fanno per la sicurezza dei nostri cittadini. Fratelli d'Italia, come sapete, tra i valori fondanti ha il valore della legalità, e quindi oggi abbiamo ribadito quanto siamo vicini e quanto i valori di sicurezza e legalità fanno parte ovviamente del nostro estero, insomma. Detto questo, abbiamo avuto un colloquio molto positivo con il Questore, ci siamo confrontati perché tutti noi siamo amministratori nei vari comuni del territorio della provincia di Treviso. Abbiamo chiesto cosa possiamo fare per aiutare le forze dell'ordine in questo periodo, che è comunque un periodo difficile, perché come avete potuto vedere non solo in provincia di Treviso ma in tutta Italia c'è un fenomeno baby gang, un fenomeno che crea un po' di scompiglio nelle varie città. È stato ovviamente un confronto molto sereno, aperto, e con lei abbiamo parlato ovviamente del fondamentale decreto Caivano, che ha dato alle forze dell'ordine la possibilità ovviamente di intervenire, per esempio sul tema del bullismo, l'ammonimento per bullismo. Ci ha invitato a continuare a lavorare con le amministrazioni sul tema della prevenzione, quindi nelle scuole, in tutte le occasioni, con le associazioni, di coinvolgere quanti ragazzi e ragazze più possibili su questo tema, perché dobbiamo noi amministratori cercare di continuare il grande lavoro che stiamo facendo sul territorio per far capire quali siano i valori sani e soprattutto far capire quali siano le azioni e i comportamenti da ovviamente non fare. Poi abbiamo parlato anche del ruolo ovviamente delle nostre polizie locali, perché sul tema per esempio dell'identificazione le nostre polizie locali possono dare una mano e aiutare appunto nell'identificazione di soggetti. Quindi diciamo che c'è stato un confronto molto chiaro, e quindi su questo siamo contenti. Adesso ci dirigeremo appunto al comando provinciale e parleremo ovviamente delle stesse tematiche, faremo presente la nostra posizione e soprattutto la nostra vicinanza. Ecco, noi oggi siamo qui, ribadisco, per far capire quanto noi siamo vicini alle forze dell'ordine. Poi ieri è stata la nostra leader, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è stata molto chiara sul tema, e ovviamente noi ripercorriamo le sue parole, ecco, e il suo esempio e le sue azioni.